Si chiama Giacomo, ha 28 anni e viene da Campobello di Mazara. Anche lui è in cerca della sua donna ideale. Ciao Giacomo. Ciao. Allora Giacomo, tu sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Della ragazza giusta, della donna giusta? Della ragazza che mi dovrebbe accompagnare nell'arco della vita. Esatto. Sei di Campobello di Mazara? Campobello di Mazara, sì. Originario di qui? Originario di qui, abito qui. Sì. Ascoltami Giacomo, tu lavori? Allora, per adesso sono disoccupato, però ho lavorato 7 anni nei villaggi turistici. Quindi adesso lavoro attualmente con mio padre, però sono in cerca di una posizione stabile. Esatto. Sei motorizzato? Ho visto che la macchina ce l'hai? Sì, con la macchina. Sì. Poi parlaci un po' di te Giacomo. Niente, che posso dire di me? Io sono una persona abbastanza semplice, non ho vizi a livello... Non bevi, giusto? No. Per fumare fumi? Sì, di fumare. Che sigaretta? Quella, la sigaretta, bene o male, certo, si fuma. Per l'età che c'ha, forte che si prende il vizio. Sì. Parlaci del tuo carattere. Allora, descriviti. Io come carattere sono abbastanza impulsivo, quindi... Cioè, quando vuoi qualcosa la devi ottenere. Sì. Ti impegni per ottenerla. Se proprio non ci riesco per ottenerla, faccio di tutto almeno per ottenere il minimo. Certo. Il minimo. Poi mi ritengo, non so se le altre persone poi lo possono dire, una persona abbastanza umile. Sì. Quindi questo è bello. Sì. È una cosa importante. Umile, poi come caratterialmente sono una persona abbastanza seria che non va cercando intoppi, sai. Esatto. Oggi come oggi se ne sentono di tutto e di più. Sì, questo sì. Quindi niente, per quanto riguarda il mio carattere posso dire che sono una persona semplice e pulita, sia d'animo che che di tutto. Quanto tempo è che sei single? Allora, io single sono da 4 anni, però ho provato a fare una storia con una ragazza del Belgio, sì, che ho conosciuto l'anno scorso, in Grecia appunto dove lavoravo, però è stata una cosa di 6 mesi. Sì. Siccome sai la lontananza, tanti chilometri, lei in Belgio io qua, quindi io ho sempre sbattuto in giro per il mondo, certo, quindi non era una cosa che poteva andare avanti. Siete lasciati. Che non è neanche iniziata, sai, dopo 6 mesi è facile parlare subito di fidanzamento. Comunque ci stavamo frequentando, abitavo anche io a casa sua per vedere se avevamo lo stesso carattere, se avevamo qualcosa in comune, però sai, tra la distanza, tra che io andavo e venivo, poi per le feste ci dovevamo mettere d'accordo se io dovevo venire qua a Natale o insomma c'è stato un po'. C'erano sempre problemi. La storia non è andata. Perfetto. Parlaci di questa donna praticamente che tu vorresti incontrare, vorresti conoscere. Ma guarda, io a che genere di donna sei interessato? Io sono interessato a un genere di donna, soprattutto che sia pulita d'animo, pulita dentro. Che oggi come oggi io ne vedo tante anche sul mio lavoro, ragazze di 18, a partire da 18 arrivando anche ai 40, che sai, quando vanno fuori si fanno la sorella, lasciano il marito a casa, si fanno le sorelle e cose, però cerco una persona abbastanza seria che oggi come oggi è difficile trovarla. Come si dice, è come cercare una con un pagliaio. però sai, la speranza è l'ultima notizia. Sì, questo sì. Quindi, l'importante è non perdere mai la l'importante Parliamo dell'età di questa persona che vai cercando. Guarda, come età non tanto giovane, a partire dai 20 fino a un massimo di 30-35. Esatto, quindi dai 20 a 35. Anche sì. Hai preferenza come aspetto fisico? Ti piacciono le donne snelle? Guarda, io come aspetto fisico io sono molto attratto dalle bionde. Infatti appunto quindi sei un amante delle bionde. L'ultima attuale è una bionda, c'ho anche la foto quindi sul cellulare. Bionda con gli occhi azzurri o gli occhi non hanno importanza? Guarda, non ha nessuna importanza. Basta l'interessante che sia pulita dentro, che sia una persona normale, senza poi una persona amante dello scherzo. Certo. Una persona seria, una persona seria che tipo anche io con il mio lavoro che faccio sono sempre sorridente, sei scherzoso, con la battuta pronta, quindi bene o male si riesce. Dovrebbe lavorare questa donna? Non ha nessuna importanza, guarda, la donna
può fare anche la donna di casa, può fare il lavoro, per me non ha nessun problema. Comunque, la Basta tua che ci sono io, esatto, basta la tua che ci sono io che lavoro poi. Esatto, dico la tua è un'intenzione seria, perché se tu Sì. sei venuto nella mia trasmissione vuol dire che tu hai intenzione proprio di se ci riesco, esatto. o se almeno, Hai intenzione c'è qualche buona donna che esatto, di inoltrarti in una storia seria per la vita, mettere su famiglia, quindi casa, bambini, eccetera. Sì, eccetera. poi questo è una cosa che verrà, perché io non sono tanto amante del matrimonio, sai, oggi come oggi le persone convivono e stanno bene anche senza sposarsi. Quindi. Allora ascoltami Giacomo, che cos'è che tu non puoi soffrire in una donna? La cosa che odi di più che una donna faccia? Il tradimento. Quindi il tradimento è una delle cose praticamente posso perdonare rispetto a quello che mi fa la donna. Sì. La persona, per esempio, se che ne so, un bacio, una cosa, queste sono delle piccolezze. E poi però non deve arrivare al se tradimento. poi diciamo dal bacio poi si va oltre, tramuta a una cosa più consistente, poi da vedere le circostanze uno si ci deve trovare poi. Esatto, sì. Quindi va bene, ascoltami, mentre la cosa inversa, qual è la cosa che tu ami di più in una donna? la sincerità. La sincerità. Quindi quando una donna ti dice la verità, è la sincerità e la coerenza che amo in una donna, soprattutto. va bene. Amiche telespettatrici, lo state vedendo, Giacomo, 28 anni, di Campobello di Mazara, è in cerca della donna ideale, della ragazza giusta. Giacomo va cercando una ragazza seria che parta dai 20 e arrivi massimo a 35 anni. È qui e sta cercando la storia seria per la vita. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giacomo è qui e si vuole sistemare. Allora Giacomo, in questo momento io dico sempre la stessa frase, ormai è divenuta praticamente una cosa, come dire, immancabile. In questo momento ci sono le telespettatrici che stanno decidendo se chiamarti oppure no e si aspettano qualche messaggio da te. Vuoi dire qualcosa rivolto alla telecamera? Allora, amiche ragazze e donne, di quel che sia che si parla, spero che mi contattate presto. Io l'unica cosa che vi posso dire è che sono... posso essere un amico, posso essere un fidanzato, posso essere un compagno, posso essere un amante, quindi vedete, come si dice, vedere per credere. Esatto. Quindi contattatemi, non c'è nessun problema da dove mi chiamate, quindi diciamo che mi posso spostare liberamente, tranquillamente. Complimenti per il messaggio, bravo veramente. Amiche telespettatrici, è qui, ripeto, Giacomo, 28 anni, di Campobello di Mazara, chiamatelo, il numero lo state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solidari Alberto vi saluta e vi saluta pure Giacomo. Ciao ciao. Oh yeah!